Uno stadio affollato e gremito da tantissimi tifosi a strisce giallo-blu che hanno urlato vivamente e al contempo convintamente "Forza Licata". Era ormai da parecchi anni che il Dino Liotta non veniva occupato così, lato tribuna, zona gradinata e curva sud affollatissime. Ad alcuni è parsa l'impressione di assistere ad una partita stile Serie A Team, vista la voglia dei tifosi e l'atmosfera del match. L'arbitro ha dato via alle danze alle ore 15 in punto. All'11° è stato formidabile Davide Testa, insaccando l'1-0 sbloccandola proprio all'inizio. Successivamente al 24° Di Mercurio prova un tiro incrociando i pali, ma niente da fare per il Canicattì. Poi provano anche Irace e Lupo, ma la difesa di mister Cammanella non gli lascia nessuna tregua. Nella seconda frazione di gioco, al 75° minuto, prova ancora convinto, non prendendo nemmeno l'ombra della parte avversaria. Poi il Canicattì attacca con Polito che non mira giusto la porta. Dunque il Licata si riconferma ancora implacabile nel campionato del Girone A di Eccellenza Sicilia, battendo anche la squadra biancorossa. Ecco la classifica del Girone A di Eccellenza Sicilia. Al primo posto si ripresenta il Licata Calcio con 49 punti, al secondo posto con 43 punti il Canicattì, al Città di Sant'Agata con 39 punti, il Parmonval con 34, il Dattilo Noir con 33, il Mazzara Calcio con 33 punti, il Geraci con 30, il Castello al Mare con 26, il Profavara con 25, l'Alba Alcamo con 23, il Bussomeli con 22 punti, il Sport Club Marsala con 19 punti, il CUS Palermo con 16, il Nuova Città di Caccamo con 12 punti, il Partina Caudace con 11, il Polisportiva Castelbuono con 3 punti.